Entro domani in funzione nuovi pozzi a Favara, soddisfatto il sindaco Palumbo, mentre per la regione si muove la protezione civile e domani ad Agrigento un convegno sul tema della crisi idrica. Operazione della Guardia di Finanza di Agrigento, scoperto commercio di auto con contachilometri manomessi, 4 misure cautelari e 3 autosaloni sequestrati. Cateno De Luca ieri in città per tracciare gli obiettivi politici che si pone Sud chiama Nord per la provincia di Agrigento. In arrivo 30 nuovi militari dell'Arma che verranno assegnati nelle 43 stazioni della provincia, segno di attenzione dei carabinieri per la sicurezza dei cittadini e l'affermazione della legalità. Importante evento a Porto Empedocle domenica in occasione della giornata nazionale delle Proloco. Bus navetta tra il centro di Siculiana e la località di Mare, a Palma di Montechiaro nuovi medici per il funzionamento del poliambulatorio e poi allarme di Legambiente sull'erosione delle coste. Ieri San Calogero festeggiato dall'Officina delle Tradizioni Popolari. La giavellottista Giusy Parolino vince ancora una volta e per il calcio dilettanti iniziativa ieri a Favara con il presidente nazionale della Lega Morana. Aziende che funzionano e crescono, Marcello Giavarini racconta di Ego Green. Buon trovati dalla nostra informazione e in apertura abbiamo la crisi idrica. Qualcosa si muove a Favara dove per lenire i disagi della popolazione è arrivata l'autorizzazione all'utilizzo di 2 pozzi. Il sindaco Palumbo è soddisfatto, sentiamo. Saranno attivi da oggi i pozzi comunali di Piana Traversa nei pressi dello stadio comunale di Favara. Alimenteranno il serbatoio comunale di Via Cartesio con circa 10 litri di acqua al secondo. Una dotazione in più per cercare di diminuire i lunghissimi turni di distribuzione a Favara che in alcuni quartieri vanno anche oltre le 2 settimane. Gli ultimi lavori sono stati completati, sono arrivate finalmente tutte le autorizzazioni da parte del Genio Civile e soprattutto quelle dell'ASP e quindi quell'acqua può essere utilizzata. Sentiamo a tal proposito il sindaco Antonio Palumbo. Allora, intanto la nostra soddisfazione è massima perché non è stato semplice. Stiamo parlando di un pozzo che è all'interno della fascia di rispetto del cimitero e quindi che per legge non può essere utilizzato, anche se in passato GGDH sicuramente ne faceva uso, ma diciamo quella era un'altra gestione. Oggi grazie alla sinergia di tutti, perché abbiamo rimesso in moto il pozzo, abbiamo sistemato i quadri elettrici, abbiamo controllato tutto l'impianto e grazie anche poi alle autorizzazioni arrivate dal Genio Civile, dall'ASP e dalla Regione siamo riusciti a poterlo riutilizzare. Questo pozzo ci darà una boccata d'ossigeno, una boccata d'acqua come vogliamo chiamarla, non è che farà miracoli, dobbiamo essere chiari con i nostri concittadini, ci permetterà invece secondo me di poter evitare di rinviare i turni, perché oggi il problema serio qual è? Che a volte la mattina l'acqua che è arrivata al nostro partitore non è sufficiente proprio perché acqua, ahimè non ce n'è, non ne parte dal partitore. Quest'acqua in più ci permetterà invece di poter essere almeno costanti con i turni in questa fase, quando in realtà poi aumenterà la dotazione organica dopo tutti gli interventi fatti in giro per la provincia e in quel caso quest'acqua ci permetterà di avere turni decenti da paese civile. Favara ha solo l'adduzione da Aragona, gli altri comuni no, quindi è proprio su questo che si deve lavorare, ovvero cercare di portare più acqua a Favara. Intanto 2 anni fa già noi, conoscendo benissimo il problema, avevamo richiesto il raddoppio della nostra conduttura, cosa che è messa tra le priorità di AICA. Appena finisce la crisi inizieranno con questo iter. Avevamo chiesto anche di scollegare il carcere e quel lavoro sarà fatto in modo da poter dare più acqua alla nostra città. Poi verranno i progetti successivi di poter dotare Favara di un secondo ingresso che ci permetterà di non avere più di questi problemi.
turni di circa 2 settimane in alcune zone, di 10 giorni in altre. Lei si rende conto che è una situazione impossibile? L'unico che può rendersi conto della complessità del problema forse sono io, perché quotidianamente mi confronto con centinaia di cittadini e quindi le difficoltà che ci sono nelle varie zone le conosco benissimo. Purtroppo, ahimè, anche questa è idraulica, dipende dalle zone, il turno viene e può essere fatto meglio, dipende da altre zone e il turno no. Purtroppo comanda anche la pressione che abbiamo al nostro partitore, se non c'è dei metri sufficienti, una pressione sufficiente, i turni vengono fatti male, e se l'ingresso non ci consente di fare questi turni, ahimè, la difficoltà è enorme. Lei non ha una sfera magica sicuramente, quindi non può sicuramente prevedere il futuro, ma che estate sarà per Favara? Allora, io penso che se riusciamo a tamponare e con il nostro pozzo, e a breve saranno litri in più che arriveranno al partitore di Aragona, perché le operazioni si stanno svolgendo sulle varie reti con i vari pozzi. E sui pozzi di Favara c'è anche una nota dei consiglieri comunali Cucchiara e Bellavia. I consiglieri comunali Pasquale Cucchiara, capogruppo Alleanza Verdi Sinistra, e Salvatore Bellavia, capogruppo del Partito Democratico, esprimono soddisfazione per l'apertura dei pozzi comunali in totale sicurezza che consentiranno alla cittadinanza di attenuare la crisi idrica. È una soluzione su cui lavoriamo da tempo, di concerto con l'amministrazione comunale, insieme ad altri accorgimenti che faranno diminuire i turni di distribuzione idrica. Fra le varie proposte, abbiamo chiesto una maggiore collaborazione ai paesi agrigentini che detengono importanti risorse idriche e che non hanno ceduto le reti ad AICEA, nonché l'installazione di un rubinetto presso Fonte Canali. Del resto, dichiarano Cucchiara e Bellavia, la nostra posizione è nota da tempo. La crisi idrica non è solo una diretta conseguenza dei cambiamenti climatici, ma è soprattutto frutto dell'inadeguatezza politica della regione, che manca di una strategia complessiva del sistema idrico. Non è mistero che gli invasi siciliani manchino di manutenzione e non riescano a contenere elevate quantità di acqua, e che la rete idrica disperda più del 50% del prezioso liquido, per non parlare dell'assenza di sistemi alternativi di approvvigionamento idrico, di dispositivi tecnologicamente avanzati e dell'utilizzo delle acque reflue. Per queste motivazioni crediamo, concludono Cucchiara e Bellavia, che l'autorizzazione della regione all'utilizzo dei pozzi comunali sia semplicemente un atto dovuto. Pertanto, il centrodestra ha mostrato tutta la sua inadeguatezza all'assemblea dell'ATI di ieri, in cui, nonostante una maggioranza schiacciante rispetto al centro-sinistra, sono riusciti a rinviare la seduta e quindi a far slittare l'elezione del nuovo presidente, in uno dei momenti più bui per la nostra provincia. E intanto a Palermo c'è stata una riunione a Palazzo d'Orléans proprio finalizzata a fronteggiare la crisi idrica che attanaglia la Sicilia, e sentiamo il coordinatore della cabina di regia, capo della Protezione Civile, Salvo Cocina. Un esito positivo della riunione, perché si è appurato oggi, dati alla mano, con dati precisi, che il 50% degli interventi è stato ultimato o in corso di ultimazione entro questo mese o più agosto. Significa acqua immessa in rete, e questa è la risposta che dobbiamo dare ai cittadini, e questo è avvenuto. Devo dare atto che grandissima parte di questi interventi ultimati è a cura di Sicilia Acqua, la società partecipata dalla Regione, che ha dimostrato grande efficacia e prontezza di intervento. Questo è il piano dei 20 milioni finanziato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ma è in corso un ulteriore piano per 28,6 milioni di euro a carico interamente del bilancio regionale, con il quale stiamo programmando ulteriori interventi che vedranno la luce nei prossimi mesi. A questo va aggiunto comunque un plafond di circa 1,5 milioni di euro, quelle ad oggi impegnate, ma sono disponibili altre 2,5 milioni, 3 milioni di euro per la riparazione e acquisto di autobotti. Oggi abbiamo reimmesso in Sicilia circa 110 autobotti che servono a sopperire alle esigenze di crisi locale.
E ancora si parlerà di acqua domani alle 10:30 al Circolo Empedocleo di Agrigento, con un incontro organizzato dal Circolo Cittadino PD Vittoria Giunti per discutere della crisi idrica. È una iniziativa che tende a fare conoscere le proposte del partito, sia quelle del Circolo di Agrigento che le iniziative a livello regionale e nazionali sul tema. Cambiamo argomento perché c'è stata una operazione della Guardia di Finanza di Agrigento che ha scoperto un illecito fenomeno di commercio di vetture che avevano i contachilometri manomessi. Sono scattate 4 misure cautelari e 3 gli autosaloni sequestrati. Le fiamme gialle del comando provinciale di Agrigento oggi hanno dato esecuzione a un decreto con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto la misura degli arresti domiciliari e dell'obbligo di dimora nei confronti degli appartenenti a un sodalizio criminale dedito all'illecito commercio di autovetture di seconda mano con contachilometri manomessi. Il nucleo poliziale economico-finanziario della Guardia di Finanza di Agrigento ha condotto articolate investigazioni di polizia giudiziaria nei confronti di un'associazione a delinquere dediti alla sistematica realizzazione di truffe attraverso la manomissione dei contachilometri di veicoli usati al fine di attestarne una percorrenza inferiore a quella effettiva, così ingannando gli ignari acquirenti. Gli accertamenti svolti, supportati dalle risultanze acquisite dalle banche dati in uso al corpo e corroborati da attività tecniche di intercettazione, indagini finanziarie di acquisizione di documenti presso enti pubblici, hanno permesso di acclarare la manomissione di ben 102 mezzi, ad esempio un'autovettura revisionata nel 2019 con chilometraggio pari a 466.000 è stata ringiovanita riportandola nel 2020 a una percorrenza di soli 166.000 chilometri. L'artificio della decurtazione dei chilometri aveva come effetto finale quello di fare lievitare il prezzo di vendita degli autoveicoli stessi ceduti ai clienti per un corrispettivo complessivo di oltre 700.000 euro, assegnando loro una valutazione di mercato ben più alta rispetto a quella che avrebbero avuto con i chilometri realmente percorsi. In merito alle richiamate condotte delittuose è stata emessa dall'autorità giudiziaria un'ordinanza eseguita oggi dai finanzieri e avente con oggetto 4 misure personali, 2 arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora, nonché il sequestro preventivo di 3 aziende di Canicattì coinvolte nell'illecito traffico per un valore complessivo di circa 550.000 euro, nonché delle disponibilità finanziarie depositate sui vari conti correnti delle società. L'odierna operazione conferma il perdurante impegno della Guardia di Finanza di Agrigento nell'ambito delle indagini delegate dall'autorità giudiziaria per il contrasto efficacemente alle frodi, salvaguardare il tessuto produttivo sano del nostro Paese, rappresentando così un sicuro punto di riferimento dei cittadini onesti e delle imprese che rispettano le regole. Ieri la politica con Cateno De Luca, che è venuto ad Agrigento, ha fatto la sua analisi del voto e ha tracciato le nuove linee che vorrà condurre in provincia di Agrigento Sud, Chiama Nord. Onorevole De Luca, qui ad Agrigento per una riunione con i quadri dirigenziali del partito? Abbiamo lanciato questo mini tour che faremo in tutte le province siciliane prima delle ferie, che riguarderà chi se le prenderà ovviamente, per predisporre il tour che inizierà, il tour del fare, che inizierà da ottobre prossimo e che ci vedrà presenti in tutti i 390 comuni con una strategia di redazione di un piano strategico della individuazione dei fabbisogni e di quello che finalmente è un programma di governo alternativo al governo del tirare a campare, che è quello che in questo momento abbiamo in Sicilia. Dopodiché nel 2026 arriveremo anche a chiudere quella che deve essere la strategia di coalizione. Vediamo anche chi vuole realmente portare avanti una strategia di buona amministrazione e quindi si arriverà anche a definire
le intese. Chiarisco che noi non abbiamo da questo punto di vista preconcetti, ma non possiamo continuare ad avere una Sicilia che a cospetto di tutte le emergenze che sono diventate emergenze perché non c'è stata la visione della gestione ordinaria, non possiamo continuare ad accettare questo continuo smacco. Uno sforzo elettorale importante, quello delle europee, che però non ha permesso di arrivare a Bruxelles. Ma abbiamo semplicemente detto che si è concretizzata la profezia del professore Piepoli. Lui, quando l'abbiamo consultato per questo progetto, ci ha detto chiaramente che Cateno De Luca e sul Chiama Nord è percepito dai siciliani come un progetto sicilianista, autonomista, e che la figura di Cateno De Luca non è vista invece come un politico nelle dimensioni nazionali. E ce l'ha detto chiaramente, ed effettivamente questo è stato, bisogna prenderne atto e con grande onestà ed umiltà ammetterlo. Quindi ho semplicemente delegato a Laura Castelli, al nostro deputato Francesco Gallo, quelle sono le dinamiche nazionali. Io mi sono ributtato in quello che magari so fare meglio, cioè lavorare sul territorio, fare l'amministratore e creare le condizioni per dare una vera prospettiva alla nostra amata Sicilia. Nel territorio siciliano, nella politica siciliana, mi riferisco alla regione, ecco, come inciderete fattivamente da qui alle prossime elezioni? Noi abbiamo sempre avuto la capacità, nonostante i numeri siano schiaccianti di questo centrodestra, di far saltare quelle che sono state proposte normative non potabili. È ovvio che poi la legge dei numeri ci porta a soccombere, però siamo riusciti con la nostra determinazione, senza farci compromettere, ad evitare il peggio. In questo momento questo è ciò che possiamo fare. Come incalziamo il governo su quelle che sono le emergenze, dai rifiuti all'acqua. Eppure lo abbiamo detto e lo ricordiamo, se siamo in fase emergenziale è perché il presidente Musumeci non ha speso quel 1.200.000.000 di euro che erano destinati ai 700 milioni per l'approvvigionamento idrico dell'agricoltura e quindi il potenziamento degli invasi, la realizzazione di dissalatori, e gli altri 500 milioni di euro era per l'approvvigionamento idrico per le civili abitazioni. Ebbene, sempre il governo di centrodestra purtroppo ha perso questi soldi. È ovvio che sull'emergenza si fanno gli affari ed è ovvio che la Sicilia purtroppo in buona parte è rappresentata da politici affaristi. Le lobby naturalmente trovano terreno fertile in quelle che sono le fasi emergenziali, lo abbiamo visto anche con la barzelletta della chiusura di Lentini sullo smaltimento dei rifiuti. Naturalmente questo significa che è come se ci fosse una regia, una strategia per creare le emergenze. Nelle emergenze procedere con ordinanze e nell'ordinanza ovviamente procedere poi con i compagni di merenda. Stiamo soffrendo particolarmente la siccità in una città dove purtroppo i turni saltano e la gente si lamenta perché l'acqua non arriva. Ecco, in questo senso la vostra proposta? No, è quella di spendere i soldi. Non c'è ora una proposta. I soldi andavano già spesi 3 anni fa, 4 anni fa. Io quando sono stato sindaco di Messina ho affrontato una situazione emergenziale del comune della città di Messina, ho risolto quelle che erano la situazione atavica, ma ora sta soffrendo anche la città di Messina. Perché? Perché questo governo non ha finanziato 50 milioni di euro di progetti cantierabili, mentre ad Agrigento le chiacchiere vanno a zero, perché ne sento in continuazione. Noi abbiamo presentato progetti cantierabili e per una ripicca politica non li hanno finanziati. Quindi è ovvio che quando noi parliamo di gestione politico-mafiosa facciamo riferimento anche all'utilizzo delle istituzioni e delle emergenze secondo quelle che sono convenienze politiche. Il banco deve saltare. Ecco qual è la questione, ed è ovvio che questo significa per i siciliani prendere anche coscienza concretamente di quali devono essere le alternative. Ecco cosa significa partire ad ottobre e fare questa proprio strategia del fare, cioè quali sono le cose, dove sono i pozzi perché non si sono scavati, dove sono gli invasi perché non si sono sistemati. Li dobbiamo individuare uno per uno e sbattere in faccia a questa politica delinquenziale le loro responsabilità. Tutela della sicurezza e legalità verranno rafforzate sul territorio agrigentino perché arriveranno 30 nuovi carabinieri.
Dopo aver superato un corso di formazione, la provincia di Agrigento viene dotata di 30 nuovi carabinieri che affiancheranno i colleghi di ogni ordine e grado già in servizio nelle 43 stazioni site sul territorio e che già assicurano tutti i servizi di polizia, dalla prevenzione generale alle attività di indagini per garantire alla popolazione maggiore sicurezza e legalità. I nuovi rappresentanti delle forze dell'ordine andranno a pattugliare i quartieri più difficili. I nuovi militari arrivano dalle scuole allievi. A questi si aggiungono in tirocinio per il periodo estivo ulteriori 7 allievi marescialli, un sottotenente che ha appena ultimato il primo anno del corso biennale presso la scuola ufficiali. E questa è una buona notizia ed è il segnale netto verso la tutela della sicurezza dei cittadini che i militari dell'Arma attuano quotidianamente per rendere più vivibili le nostre città. E il sostituto procuratore della Repubblica Ilenia Manno ha avanzato la richiesta di condanna a 24 anni di reclusione nei confronti di Adriano Vetro, il favarese che lo scorso anno ha ucciso con un colpo di pistola il cardiologo Gaetano Alaimo all'interno dell'ambulatorio di via Bassanesi. Il PM, a margine della requisitoria, ha escluso l'aggravante della premeditazione. E con ipotesi di reato di lesioni personali, resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, un 47enne di Palma di Montechiaro è stato arrestato e poi posto ai domiciliari in flagranza di reato dai poliziotti del locale commissariato. L'uomo non ha tollerato che gli agenti gli stessero elevando un verbale di 800 euro per la mancata assicurazione della sua auto e si è scagliato contro i tutori dell'ordine. E domenica a Porto Empedocle ci sarà un importante appuntamento alle 21:30 presso la Torre Carlo V in occasione della giornata nazionale delle Proloco. Ricordiamo che quella della cittadina marinara è la più antica della provincia di Agrigento, è stata costituita 50 anni fa, ma di questo evento ci parla il presidente Paolo Savatteri. Siamo con l'ingegnere Savatteri della Proloco di Porto Empedocle per comunicare che il giorno 14 luglio, domenica prossima, ci sarà la giornata nazionale delle Proloco d'Italia e proprio qui a Porto Empedocle ci sarà un evento particolarmente interessante. Presidente, ce ne parli? Sì, abbiamo ideato il giorno 14 di luglio è la giornata nazionale delle Proloco. Quindi in questa occasione abbiamo ideato con i ragazzi del servizio civile in servizio alla Proloco e all'Umpli, abbiamo ideato questa giornata che era l'esposizione dei quadri di tutti i partecipanti alla estemporanea di pittura che abbiamo fatto l'anno scorso a settembre in occasione della festa di San Calogero. E quindi tra i premi c'era questa esposizione di quadri di tutti i partecipanti e dei vincitori. Quindi in questa occasione, come vedete stiamo predisponendo già l'allestimento, abbiamo pensato di organizzare un evento prima dell'inaugurazione. Quindi questo evento ci sarà una esibizione di artisti di strada, la danza del fuoco, la torre sarà illuminata con effetti luminosi e poi ci sarà l'esibizione degli artisti di Savatteri, Marco Savatteri. Quindi passeremo questa bellissima serata. La mostra resterà aperta fino al 28 di luglio. Negli ultimi giorni, 27 e 28, apriremo pure in notturna la terrazza per consentire ai visitatori di godere del panorama notturno sul porto e sulla città di Porto Empedocle. Questo segue, ricordiamo l'appuntamento che già c'è stato con le serate del jazz che hanno avuto un ottimo riscontro di pubblico.
pubblico? Sì, devo dire che quest'anno abbiamo fatto delle ottime manifestazioni, le 3 serate di jazz sono state apprezzatissime, testimonianza la grande presenza di pubblico nelle 3 serate. Quindi diamo appuntamento allora domenica 14. Domenica 14 alle ore 21:30 vi aspettiamo alla Torre di Carlo V. E parliamo adesso di erosione delle coste. Legambiente lancia l'allarme, la situazione è grave. Oggi qui alla Torre Carlo V a Porto Empedocle per tracciare un bilancio fatto da Legambiente sull'erosione delle coste. Ecco, qual è la situazione, Presidente? La situazione è abbastanza grave perché appunto da quanto emerge dagli studi il 76% della nostra fascia costiera è a rischio di erosione, di cui il 43% addirittura ad alto rischio, elevato rischio, quindi con danni che sono previsti anche per i manufatti presenti nell'intorno costiero. E quindi insomma bisogna assolutamente intervenire. Pensate che in poco meno di 30 anni il 54% della nostra costa è stato completamente cancellato dal cemento legale e illegale e con negli ultimi 15 anni addirittura perdiamo il 6% di questa fascia costiera, e questo a causa di scelte sbagliate fatte nel passato su cui bisogna assolutamente evitare di ripeterli, a partire dalla munizione dei corsi d'acqua da cui sottrarre ghiaia e sabbia per costruire manufatti, o ancora nel costruire opere e infrastrutture lungo la linea di costa che invece costituiscono delle barriere rigide e accelerano il processo di erosione costiera, così come anche pennelli o altre strutture proprio a difesa della fascia costiera sono state considerate appunto inefficaci e assolutamente dannose. Quindi invece di aiutare, diciamo, creano maggiore erosione. Sì, bisogna assolutamente cambiare approccio nella gestione e nella conoscenza del fenomeno e quindi intervenire evitando innanzitutto di costruire, realizzare e continuare il consumo di suolo in questa parte della nostra costa e valorizzare appunto questo bene primario e comune che sono proprio le spiagge, ridando come dire, valore a quello che è veramente importante, e quindi laddove non è possibile delocalizzare, proteggerlo, ma effettivamente evitare in qualsiasi modo entro i 300 metri di continuare a costruire e realizzare opere pubbliche o residenziali. Sulla costa agrigentina avete fatto un focus in particolare? Sì, abbiamo fatto un focus su Eraclea Minoa, su cui appunto sono intervenuti delle analisi sugli interventi attualmente realizzati che sembrerebbero non essere efficaci. Si sono privilegiate interventi con barriere rigide anziché con sistemi più elastici che potevano in qualche modo favorire l'accumulo e il ripascimento naturale delle spiagge, a fronte invece di interventi che probabilmente alimenteranno l'erosione in altri tratti di spiaggia. Oggi questa relazione sull'erosione della costa, in particolare avete attenzionato anche l'erosione della costa della provincia di Agrigento con un focus su Eraclea Minoa. Sì, perché purtroppo è una criticità molto importante quella che riguarda Eraclea. Ovviamente le cause sono sempre legate alle infrastrutture che vengono realizzate sulle coste, in particolare i porti per esempio. I porti creano erosione, quindi nel momento in cui si costruisce un porto il molo blocca i sedimenti e la sabbia, il trasporto della sabbia, e quindi manda in erosione la spiaggia sotto flutto. Ovviamente in questo caso bisogna fare il ripascimento naturale con la sabbia, magari prendendola dove si è accumulata, cioè sopra flutto, sopra il molo, e portandola sotto flutto dove viene a mancare, e questa è la soluzione migliore. Poi per quanto riguarda, ovviamente bisogna non costruire più vicino anche le strade lungomare, anche le edifici, qualsiasi infrastruttura va fatta lontano dalla spiaggia per dare la possibilità all'onda di poter dissipare la propria energia, avendo una spiaggia bella lunga, e poi ritornare a mare portando meno sabbia possibile. Quindi dobbiamo stare lontano dal mare, questa è l'importanza. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco.
E adesso ci spostiamo a Siculiana, dove un nuovo bus navetta collegherà il centro della cittadina con la zona di mare, mentre la città si appresta a vivere e partecipare agli eventi dell'estate. Il sindaco Zambito. Sindaco, come procede l'estate a Siculiana? Ma l'estate mediterranea, il programma è già pronto, lo presenteremo a breve, è un programma ricco di appuntamenti come per la nostra tradizione ormai è nostra consuetudine, dal teatro alla musica, alla rievocazione storica. Naturalmente coinvolgeremo sia il centro storico sia il Borgo Marinaro, saranno delle serate intense con appuntamenti molto importanti. Si partirà da Siculiana Marina e poi il primo appuntamento in Piazza Umberto I con Giovanni Cacioppo, giorno 23 luglio, quindi un calendario ricco. Accanto a questo naturalmente non abbiamo dimenticato anche la solidarietà, per cui abbiamo diverse attività. Uno sicuramente importante per il quarto anno, un mare di inclusione, la possibilità per le persone con disabilità di vivere in serenità il mare attraverso i volontari e gli animatori. E poi quest'anno la novità è la ludoteca sotto le stelle a Siculiana Marina, per cui la possibilità per i bambini di vivere anche a mare dei momenti di socializzazione e anche di divertimento, e i genitori magari farsi una passeggiata in modo anche più tranquillo. In ultimo, anziani in prima fila, torna l'appuntamento per noi importantissimo, quello che consente ai nostri ultra settantenni di partecipare agli eventi estivi e di stare proprio in prima fila, perché come dico io spetta a loro la prima fila, perché loro sono le prime autorità di questo comune. Dopo il successo dello scorso anno, anche quest'anno il bus navetta per collegare il centro storico col Borgo Marinario di Siculiana Marina. Si parte la mattina alle 9:30 e c'è possibilità fino all'1 di notte. Questo per dare un servizio ai nostri turisti ma anche ai nostri residenti, e quindi anche dare l'opportunità la sera di partecipare agli eventi che si svolgeranno nel Borgo Marinaro di Siculiana Marina. E devo dire un'offerta turistica di qualità insieme ad altre che stiamo mettendo in campo e che illustreremo a giorni in una conferenza stampa, per cui un comune che vuole essere sempre accogliente sempre di più attraverso l'attivazione di servizi che possano favorire Siculiana come meta dove poter trascorrere le vacanze. Quest'anno abbiamo aggiunto nel percorso anche la contrada Pietre Cadute, che è una contrada turistica dove ci sono molti residenti ma anche molte strutture ricettive. E nuovi specialisti a Palma di Montechiaro al poliambulatorio dopo la riunione sollecitata da SPI CGIL e accettata dall'ASP. Al poliambulatorio di Palma di Montechiaro sarebbero stati già nominati i primi medici specialisti: 12 ore per un oncologo, 5 per un dermatologo, 6 per un endocrinologo e l'aumento di 4 ore per un cardiologo. Sono i primi effetti della riunione avvenuta tra lo SPI CGIL e il dottore Marchica dell'ASP di Agrigento, che potrebbero avere un riverbero positivo sulle criticità riscontrate dal sindacato nelle attività offerte dal poliambulatorio. In particolare Marchica ha anticipato che si starebbe lavorando per ripubblicare i bandi inerenti i medici specialisti di otorino, oculistica e diabetologia, e che a breve ci saranno nuove assunzioni per OSS, ausiliari, assistenti amministrativi da distribuire in tutto il territorio, quindi anche a Palma di Montechiaro, e che sarebbero già attivi i COT territoriali, che avranno una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti al fine di assicurare la continuità dell'assistenza sanitaria. Infine la delegazione SPI CGIL ha riaperto la discussione in merito alla realizzazione della casa di comunità prevista dal PNRR anche a Palma di Montechiaro, che dovrebbe essere allocata nello stesso immobile del poliambulatorio, che dovrà essere ristrutturato
Lo SPI ha messo in evidenza la necessità di trasferire nelle more dell'entrata in funzione della casa momentaneamente i servizi del poliambulatorio in un immobile accessibile ai cittadini di proprietà del comune. Il dottore Marchica ha riferito che l'ASP di Agrigento starebbe lavorando nella direzione auspicata dallo SPI e che saranno coinvolte nel processo le organizzazioni sindacali. E parliamo di San Calogero. Nel corso della sua settimana, ieri è stato al centro di una iniziativa svoltasi nei pressi del Sagrato del Santuario e voluta dall'Officina Antiche Tradizioni Popolari. Lello Casessa continua l'impegno delle tradizioni popolari con questa manifestazione dedicata al santo che oggi avete voluto fare quest'anno nella sede, diciamo, della vostra fondazione legata al ricordo di tuo padre. Sì, diciamo, ho preferito farla qui perché mi piaceva essere più vicino al santuario e comunque dentro l'Officina delle Tradizioni che abbiamo inaugurato poco tempo fa. Ed è un'iniziativa che nasce così spontaneamente da questo comitato che insieme abbiamo costituito, più di 40 soggetti tra politici, scrittori, giurgintani che amano la tradizione della festa di San Calogero, per ricordare, raccontare, rilanciare questa storia antica che si chiama San Calò, una storia che parte tantissimi anni fa. Io sono, diciamo, erede di una terza, quarta generazione come famiglia, però ci piace tramandarla per tentare di trasmettere alle nuove generazioni l'importanza della storia verso questo santo, un santo miracoloso, un santo che va amato, va apprezzato, la cui manifestazione probabilmente va ritoccata, va migliorata. Io andrei a recuperare e rilanciare il lancio del pane, che per me è fondamentale nella tradizione antica e genuina, che un po' le autorità civili, sociali della Chiesa hanno un po' soffocato, diciamo chiaramente. Sarebbe una delle cose più belle e più genuine che questa festa possa esprimere. Quindi questa sera abbiamo voluto, con il losodano Tom Sinatra ed Elio Di Bella, raccontare nel migliore dei modi la storia del santo, legandolo alle tradizioni più antiche. Sindaco, lei ha voluto partecipare a questa iniziativa su San Calogero, dando la sua testimonianza anche di un momento bello che fu la sua sindacatura, con alcuni esempi che allora fece. Sì, la prima ordinanza del 1994 era l'ordinanza che imponeva il sindaco ad accompagnare San Calò dalla punta del viale, sbagliando anche questo, quindi dall'inizio del viale fino alla salita Coniglio e ritorno, con le gonfalone del comune, fascia tricolore, giunta e vigili urbani. Questo fu il mio primo atto nei confronti di un santo a cui io sono devoto, a cui voglio bene, perché, come diceva Monsignor De Gregorio, tra gli agrigentini e il santo c'è un rapporto di sangue, c'è un rapporto di fraternità, c'è un rapporto di filiale, quasi, e di paternità da parte del santo. La Chiesa è stata negli ultimi anni molto bigotta, oscurantista, ha vietato questo lancio del pane dicendo che c'è spreco, cosa assolutamente falsa, perché i panini, anche se cadono per terra, vengono raccolti, ci si soffia, si bacia e se lo mangia. Quest'anno mio figlio ha deciso: papà, li mettiamo in dei sacchetti con una scritta, questo pane benedetto, si mangia, si lancia, si condivide. Viva San Calò! E quest'anno abbiamo distribuito 60 kg di pane, buttandone solo 4-5 così per devozione, per tradizione. Io sono sempre per il lancio del pane. Che dire di San Calò? È una festa a cui, tra l'altro, nel piano di Agrigento, capitale della cultura, hanno scritto che è una festa bellissima, folcloristica, tradizionale, e c'è anche il lancio del pane. Non c'è più il lancio del pane, bisognava essere anche realisti e dire che la Chiesa lo ha vietato, una cosa che invece io ho saputo una cosa molto bella, che a Campofranco il pane viene lanciato, ma non verso il santo, è il santo che lo lancia verso il popolo, perché Campofranco ai tempi anteguerra ovviamente era un paese povero, poverissimo, il pane
che San Calò prendeva per portarlo ai suoi appestati e al suo popolo di Campofranco, glielo portava, per cui ora si lanciava. È una cosa straordinaria quello che ho sentito proprio in questi giorni da un medico di Campofranco, e continuano a lanciarlo dalla vara, dal cosiddetto fercolo verso il popolo, che il popolo lo prende, lo mangia, lo porta a casa. E ha scritto anche una lettera al questore su sì, perché l'anno scorso un questore che per fortuna è stato trasferito al Viminale, l'anno scorso aveva dato ordini di mettere una ventina di poliziotti antisommossa e far uscire tutta la gente dal sagrato, una cosa, devo dire, con mia grande sincerità e anche con mia responsabilità, una cosa vergognosa, proprio vergognosa, perché sostanzialmente la polizia aveva bloccata quella che era la tradizione di questo abbraccio del popolo che c'è appena esce il santo. Io quando esce mi emoziono, mi viene da piangere vedendo tutta quella gente. E il questore, un questore che per fortuna non c'è più in nessuna parte d'Italia, è stato finalmente trasferito. Non bastava la Chiesa, ma anche la polizia. Oggi c'è un questore, invece gli ho fatto una lettera, hanno allentato quelle che erano le restrizioni dell'anno scorso in maniera intelligente, la gente si è avvicinata al santo senza problemi, baciandolo, abbracciandolo e pregandolo. In molte parti della Sicilia, dopo la siccità, avviene proprio questo, cioè dire, come si diceva poco fa, Campofranco pure, il getto del pane, gli archi di pane a San Biagio Platano e in molte altre città della Sicilia, dopo la siccità, cosa succede? Che torna l'abbondanza di grano, di pane. E c'è in atto un duro scontro all'interno del fronte antimafia tra Salvatore Borsellino, fratello del giudice ucciso, e Maria Falcone. Il nodo è la manifestazione che è stata organizzata a Palermo dal 17 al 19 ed è denominata Legalità e Libertà. Un mese fa i giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta hanno emesso la sentenza del processo d'appello sul depistaggio, non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per Bo, Mattei e Ribaudo. E intanto ci spostiamo su un altro fronte. Ho saputo di una manifestazione nelle stesse date e negli stessi orari della nostra in via D'Amelio, una passerella organizzata a Palazzo Young a Palermo. Sono queste le dichiarazioni di Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, riferendosi all'iniziativa Legalità e Libertà, Giovani Europei per un nuovo movimento culturale, che si svolgerà dal 17 al 19 luglio, organizzata dall'ente governativo Agenzia Italiana per la Gioventù. Ci dissociamo e manifestiamo il nostro dissenso a chi, aderendo a questo tipo di iniziativa, come purtroppo la Fondazione Falcone e anche il Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, fanno evidentemente una scelta di campo. Il fratello del magistrato ha sottolineato che le manifestazioni del 19 luglio anche quest'anno non saranno, come purtroppo ormai succede per il 23 maggio, una parata per personaggi istituzionali anche reduci da condanne penali per contiguità alla mafia, e per chi vuole addossare soltanto alla mafia le responsabilità delle stragi. Denunceremo, dice ancora, i depistaggi e le falsificazioni che ancora allontanano la verità e la giustizia. L'agenda rossa sparita costituisce la scatola nera delle stragi e rappresenta il simbolo del nostro movimento. A Salvatore Borsellino ha risposto però immediatamente Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone.
Da anni, dice, mi sono convinta che il miglior modo di considerare le cicliche dichiarazioni attacchi di Salvatore Borsellino è ignorarle. Dal 92 la fondazione, ricorda la presidente, è impegnata a promuovere la cultura della legalità e della giustizia. Per questo la fondazione non accetta in alcun modo l'accusa di essere utile alle passerelle. Chi lo dice per fini suoi e afferma solo il falso. Siamo impegnati, dice ancora, a realizzare il Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, un progetto nazionale, e questi saranno giorni di cultura e di dialogo. E le alte temperature di questi giorni fanno registrare numerosi incendi sparsi e sollecitano i piromani sul territorio della provincia. Le immagini che vedete si riferiscono ad uno di questi che sta rallentando il traffico sulla statale 115. Intenso lavoro in queste giornate per vigili del fuoco e forestali, molto spesso chiamati per spegnere il fuoco. E il ministro Sangiuliano ha anticipato che a settembre, in coda al G7 della cultura che si svolgerà a Pompei, sarà in visita ad Agrigento con alcuni dei partecipanti al summit. Sarà l'occasione, afferma, per un'anteprima istituzionale in cui sarà presentata ufficialmente all'Italia Agrigento, capitale italiana della cultura. L'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha dichiarato che entro l'anno arriverà l'approvazione del CIPES sul progetto definitivo Ponte sullo Stretto. L'amministratore delegato ha poi continuato: la risposta all'interrogazione da parte della commissaria Adina Valan a nome della Commissione europea è perfettamente in linea con lo stato di avanzamento del progetto del ponte. Lo studio di impatto ambientale, lo studio di incidenza ambientale e l'analisi costi-benefici sono stati aggiornati nel pieno rispetto delle applicabili normative italiane ed europee, in attuazione degli indirizzi del MIT, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ciucci ha poi dichiarato che entro i primi 10 giorni di settembre verranno consegnate tutte le integrazioni richieste dalla Commissione riguardo alla VIA, la valutazione di impatto ambientale, stimando di avere l'approvazione del CIPES, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, sul progetto definitivo entro l'anno. La Commissione dell'Unione Europea attende l'esito delle valutazioni da parte delle istituzioni. Infine, viene ancora puntualizzato come i finanziamenti per i progetti strategici siano erogati per la parte ferroviaria. L'amministratore delegato conclude sottolineando che il 13 giugno di quest'anno il Consiglio europeo aveva confermato l'intesa raggiunta con gli Stati membri, che prevede, tra l'altro, il collegamento stabile nello Stretto di Messina, nell'ambito del corridoio scandinavo-mediterraneo. E nuova vittoria per la campionessa di lancio del giavellotto Giusy Parolino. L'atleta della SD Milone Siracusa Giusy Parolino, con 29,92 m, porta a casa l'ennesimo primo posto nel lancio del giavellotto femminile. La gara si è svolta il 10 e l'11 luglio al campo scuola Pippo di Natale di Siracusa ed era la quinta manifestazione open di atletica leggera organizzata dalla SD Milone. Ottima dunque l'organizzazione delle due giornate, caratterizzate da forte caldo con punte di oltre 40 gradi, che ha visto in campo tanti bravi atleti provenienti da tutta la Sicilia. Adesso, dichiara Giusy Parolino, guardiamo alle competizioni di settembre. Altra iniziativa, questa volta sportiva, per la Lega Calcio Nazionale Dilettanti, ieri a Favara, ce ne riferisce Giuseppe Moscato. La Lega Nazionale Dilettanti, la delegazione di Agrigento, festeggia oggi il calcio agrigentino. Qual è la situazione dello sport più amato in Italia, nella nostra provincia? Diciamo che va benissimo, quest'anno abbiamo concluso tutti i campionati alla grande, in sostanza le società sono in salute e abbiamo nuove richieste per il prossimo anno, quindi diciamo che la situazione va bene nella nostra provincia. Oggi festeggiamo, facciamo la festa finale per le società che hanno vinto.
però ci tengo a dire che voglio ringraziare tutta la società perché hanno collaborato veramente come si deve per far sì che tutti i campionati andassero a buon fine regolarmente senza gravi incidenti, quindi diciamo che tutto è andato bene. Ora la prospettiva è abbastanza positiva perché, ripeto, abbiamo la possibilità di addirittura aumentare gli organici per il prossimo anno. Un punto sicuramente da focalizzare e da incrementare è il calcio giovanile, ovvero il grande vivaio. Sì, si punta da lì assolutamente, perché se abbiamo dei buoni vivai è chiaro che poi abbiamo la possibilità di rifornire le squadre di categoria superiore con i nostri giovani e noi facciamo tantissimo affinché ciò avvenga. Infatti cerchiamo sempre di incentivare la società per fare un settore giovanile fiorente, un settore giovanile fatto veramente di ragazzi che hanno voglia di giocare e dare la possibilità, ripeto, di fornire la società di prima squadra con i ragazzi giovani del proprio paese, perché ciò porta sicuramente ad un calcio futuro nel proprio paese, altrimenti si va veramente verso la fine. Il calcio agrigentino oggi si celebra, si festeggia, vuol dire che le cose sono andate bene? Sì, questo ormai è una consuetudine. Qui ad Agrigento noi abbiamo un gruppo dirigente che continua. Io ricordo che è sempre stato, se ne vogliamo, a partire da Saieva, poi ci fu Stefano Valenti, oggi c'è Angelo Caramanno. Ecco, abbiamo un gruppo dirigente di altissimo livello, non solo, ma anche gli impiegati che noi, Sergio Carlisi, è un ragazzo di grande disponibilità e le società sono accolte, sono seguite e si trovano anche bene nel contesto provinciale. Ecco allora che i campionati si raggiungono i numeri necessari per fare dei campionati autonomi qui ad Agrigento, non solo della terza categoria, ma vedo che c'è una crescita anche nel settore nella femminile, nel calcio a 5, quindi questo è importante perché la delegazione di Agrigento diventerà sempre punto di riferimento. Io faccio tanti auguri, sono contento di quello che ad Agrigento c'è e che quindi si conferma anche negli anni e quindi per noi dirigenti regionali e anche nazionali è tutto è importante che questo si manifesti, ma non solo. Per aggiungere anche negli sport, che sono questi ultimi campionati che stanno nascendo da 3-4 anni in maniera sperimentale, ho visto che anche Agrigento è presente. Questo è estremamente importante perché vuol dire che vi è un'attenzione anche per quello che è il nuovo, per quello che sono le novità nel campo sportivo e del calcio in particolare. Una società sportiva, soprattutto anche una scuola calcio dove ci sono giovanissimi, non vuol dire soltanto educare allo sport, credo che voglia dire anche educare alla vita. Non v'è dubbio, lo sport ha non solo come compito quello dell'educazione allo sport, quello è un compito che appartiene, se vogliamo, un po' all'allenatore, ma poi il fare squadra, la dirigenza non solo della società sportiva ma la dirigenza anche provinciale servono perché il ragazzo che passa questo tempo e quindi va in un campo, e in campo dobbiamo ricordarlo, il campo sportivo è un luogo perché è un luogo dove si fanno amicizie, dove si incontrano altri ragazzi, dove si incontrano altre persone e quindi bisogna avere attenzione anche all'aspetto educativo, non solo l'aspetto sportivo. Spesso i ragazzi quando tornano a casa e la mamma vuole fare mangiare dicono no, il mister mi ha detto, quindi guarda che potenza che ha un allenatore e allora visto che abbiamo questa potenza, questa però è anche un'assunzione di responsabilità, quindi noi dobbiamo saperlo, lo devono sapere gli allenatori, lo devono sapere i dirigenti delle società, lo dobbiamo sapere noi dirigenti della federazione, la responsabilità che abbiamo quando un ragazzo decide di iscriversi ad una scuola calcio. Certamente lo stato di salute è eccellente, direi. Abbiamo fatto probabilmente la migliore stagione del dopo Covid, con campionati di altissimo valore tecnico, sportivo, dall'under 15 a salire, quindi con campionati di eccellenza di altissimo valore, con campionati di promozione altrettanto. Per la prima volta abbiamo fatto il campionato Under 15 e Under 17 Elite, abbiamo 12 squadre nel campionato di Serie D nazionale, abbiamo promosso 3 squadre, il Paternò ha vinto la Coppa Italia dopo 26 anni che non si vinceva, abbiamo il Trapani che ha fatto grandi risultati andando in Serie C, quindi devo dire che obiettivamente è un calcio siciliano in grande salute.
tutti. E credo che la cosa migliore da promuovere sia il calcio giovanile, il vivaio, ecco. Non c'è ombra di dubbio, il vivaio in tutti i sensi, in tutte le circostanze. Io vengo proprio da una riunione con le società di Serie D, con le 12 società di Serie D, perché quest'anno faremo il campionato Under 19 riservato soltanto a queste 12 società. È una bella iniziativa, ma è stato importante avere fatto questi campionati Under 15 e Under 17 Elite perché il livello si è alzato in termini veramente significativi. La prossima stagione quindi la vede rosa? Speriamo che cresca il calcio femminile. Sì, la vedo bene, nonostante il lavoro sportivo. Diciamo che i feedback che abbiamo in questi giorni dalle varie società sono assolutamente positivi. Tutti mi chiedono di notizie per i ripescaggi, quindi quando una società chiede notizie di ripescaggio vuol dire che ci vuole essere, che vuole essere presente, che vuole andare avanti, e per noi questo è tutto grasso che cola. Adesso parliamo di Ego Green come una delle aziende che funzionano e crescono. C'è il racconto di Marcello Giavarini. La tua società ha aperto una nuova sede 2 giorni fa a Porto Empedocle. Prima c'era stata Siculiana. Qual è la prossima tappa e raccontiamo cosa è avvenuto proprio in questi giorni? Sì, la prossima tappa posso dire che sarà Licata. Diciamo fine luglio già è prevista un'apertura a Licata. In contemporanea ci sarà un'apertura anche a Canicattì e quindi piano piano ci espanderemo, c'è un programma radicale per espanderci in tutta la Sicilia. Siamo già presenti anche nel Lazio, in Lombardia. Per questa volta abbiamo fatto un processo inverso, contrario, cioè partiamo dal sud per salire verso il nord. Di solito sono un po' le aziende del nord che scendono verso il sud. E quindi evidentemente è il sud che vince in questo caso, nel senso che appunto si inverte un po' la rotta. Abitualmente si nasce al nord e poi si scende verso il sud, stavolta è il contrario, ma sarà anche perché abbiamo di fronte un imprenditore che è nato e cresciuto al sud, o no? Sì, è proprio così, perché l'attaccamento per la terra, per il sud, specialmente per Agrigento, forse perché avendo vissuto per tanti anni all'estero, io dico sempre che chi vive all'estero si radicalizza sempre di più l'interesse per la propria terra. E quindi poi ho scelto anche un organico, si può dire che c'è la sede centrale a Milano, dove c'è l'amministrazione e la presidenza, ma la direzione generale è a Siracusa, quindi l'organico è quasi tutto siciliano. Ecco, parliamo di Ego Green, proviamo a illustrare in poche battute di che cosa si occupa e poi introduciamo un discorso che so che ti sta particolarmente a cuore, che è quello delle comunità rinnovabili. Ego Green si occupa come una qualsiasi società di luce e gas, gestione di luce e gas, ma a differenza delle altre società noi stiamo investendo tantissimo nelle comunità energetiche. Sinteticamente spiegherò cosa sono. Sono delle comunità dove i cittadini si possono allacciare a un impianto fotovoltaico risparmiando in bolletta. Cioè invece di un impianto che si produce per esempio a Licata ne abbiamo in previsione di farne uno per la cittadinanza. Quindi metteremo a disposizione delle bollette molto più economiche rispetto a quelle della concorrenza. Cioè invece di produrre a Licata, mettere l'energia prodotta in rete e per esempio trasferirla a Milano, a Roma, si autoconsuma a Licata, quindi ci sono degli incentivi che metteremo a disposizione della cittadinanza. Quanto prima nella nostra sede Ego Green di Licata partiranno le preadesioni. Ecco, possiamo dire, se già lo sappiamo, dove sarà la sede, così cominciamo a dare un'informazione a coloro i quali sono interessati a fare questo passaggio, a abbracciare l'offerta di Ego Green. Sì, è in Corso Roma. Non ricordo in questo momento l'indirizzo, però sarà pubblicizzata, faremo un'apertura, faremo quindi una manifestazione aperta a tutti i cittadini. E noi ci fermiamo qui per il momento, vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che la nostra informazione è possibile seguirla sul 93 alle ore 15, alle ore 20 alle 9 del mattino e ancora in tutta Italia sul 268 delle Smart TV e naturalmente sul sito www.televideoagrigento.tv. Grazie per l'attenzione, appuntamento a più tardi.